complessità, però insomma è un'esperienza che è molto diffusa in Europa e anche in altre parti del mondo. Ci siamo trovati attorno lontano da Sumano, siamo a metà del percorso dove si comincia. Questo sta seccando adesso che c'è un po' di... Io ho misurato un 45% di umidità che va benissimo. Quindi l'ideale è riuscire a posizionare una termocoppia qua sotto così. Può misurare anche il moisture, l'umidità di quello prima e dopo? Sì, sia di questo. Dobbiamo tagliare anche il 50-55. Qui si può decidere perché Ho sforato però, non ci sono. Può essere una quella lì vicino al bossetto. qui si può decidere, io direi che può decidere Alex come la linea. Va bene, qui possiamo tenere la linea, segna pure. Perché questa è di sicurezza. Perché noi volevamo anche fare la provetta The easiest and the safest is to use this rod. We're in a buffer, 5 meters, and then we light on the other side and let the flank fire go with the wind over the slope. Facciamo lassù. That to the tree down to the river, to the fence. Quindi finisce sul fiume, sull'impluvio. È ancora gelato. Sarà una bella impresa fare il buco, va? Lo facciamo qua. Se riesce a fare un buco qua, vedere, perché è duro sto suolo. Vedete, qua dentro c'è un computer, questo è il sensore, qua in fondo c'è un sensore, sono 0,4 mm e questo è una termocoppia, non so se sapete come funzionano. C'è un passaggio di corrente, la temperatura determina una dilatazione di questo materiale, determinerà un differenziale di corrente che viene tradotto in una temperatura. Noi sotterriamo questa qua. Mi sa che forse sarà meglio andare più in basso, Questo qua è già messo, dopo Sì. 5 litri di benzina e 15 di gasolio. 15 di gasolio. Prova. Abbiamo anche il Brema che quando bagni i Può essere la bordi. seconda Ma torcia. io diffuso. Umana? Lori e Maurizio. Maurizio si cambia con te magari. Sì. A metà della linea si cambia. A 1,5 metri di distanza l'una dall'altra, andate in parallelo. We let it burn together. When it's okay, when this is burned out, we put this one out.
then it's pulling it inside.